Porto di Chioggia non ce ne siamo affatto dimenticati, il Porto di Chioggia soffre di alcune problematiche che sono molto vicine a quelle di Venezia. L'escavo manutentivo dei canali di Chioggia è un aspetto essenziale. Stiamo vedendo di poter individuare del traffico crocieristico che possa scalare anche il Porto di Chioggia, e questo potrebbe in futuro sicuramente diventare una realtà. Il direttore marittimo del Veneto, ammiraglio Piero Pellizzari, parla a ruota libera di come vede il futuro dei porti di Venezia e Chioggia e abbina innovazione e grandi idee alla competenza e concretezza davvero lupo di mare. Questi passaggi che stanno accadendo proprio in questo momento devono rispondere proprio a questa domanda. Qual è il futuro che vogliamo dare ai porti di Venezia e Chioggia? Credo che insieme al Presidente Di Blasio, insieme al Ministero, alla dottoressa Bramezza che sta coordinando i tavoli tecnici proprio finalizzati a dare risposte in questo senso, credo che sia il momento giusto, il momento sia venuto per dare risposte concrete. La nomina del presidente Di Blasio a commissario del governo anche per le crociere, secondo Pellizzari, è una garanzia importante. Sicuramente la nomina del Presidente Di Blasio, non solo come Presidente dell'Autorità portuale, ma anche come commissario, con un pacchetto di fondi sicuramente importanti a sua disposizione. Beh, questo insomma è un segnale da parte dell'esecutivo e del governo estremamente importante. Dobbiamo rimanere positivi, dobbiamo pensare a tutto ciò che vuol dire la portualità veneziana nell'ambito non solo dell'economia veneta, ma anche di tutta la pianura padana e nazionale, unitamente al Porto di Chioggia.